Amici ben ritrovati, la Via dei Presepi continua nel suo tour nel territorio dell'Alto Adige. Quest'oggi siamo a Parè di Conegliano e siamo in compagnia di Federico Stringer, che è uno dei componenti degli amici del gruppo Amici del Presepe. Federico, un presepe leggermente rivisitato, perché poi ci dirai un impegno ben più sostanzioso vi ha tenuti occupati. Sì, esatto, buonasera a tutti. Quest'anno il presepio di Parè che vedete alle mie spalle è un presepio che vuole avere una continuità con quello dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo messo in scena gli antichi mestieri e quest'anno vogliamo concludere questo ciclo con un lavoro che è antichissimo e che una volta dava molta più soddisfazione di oggi, che è il mercato. Ecco, quindi siamo immersi tra colori, profumi, richiami dei venditori e in questo caso proprio ci si sente parte della quotidianità della gente e anche del posto, della città, di cui possiamo anche ovviamente scoprire la cultura e le tradizioni andando al mercato. Quindi questo è il messaggio che noi vogliamo dare quest'anno e magari anche quando si va ai mercati, voglia o no, comunque si può rubare anche qualche segreto di qualche mestiere, il segreto di qualche ricetta, e questo qui proprio è contemplato nel nostro presepio di quest'anno. Quindi l'invito che io faccio ai telespettatori è quello di venire a trovarci. E domani è Epifania, quindi avremo vin brûlé, abbiamo la pinza, abbiamo proprio le tradizioni anche culinarie che fanno sempre parte del nostro territorio. Quindi Federico, una grande parentesi a lato del vostro presepio, ne hanno parlato tutte le testate, tutte le televisioni. Parè, il vostro presepio, è andato in Vaticano. Sì, il 5 di dicembre il Santo Padre Francesco ha svelato e inaugurato il nostro presepio, un lavoro di un anno che ci ha visto impegnati quasi tutte le sere, quindi un lavoro importante che anche lì un richiamo al territorio. Siamo andati alla ricerca di una capanna o di una grotta che valorizzasse soprattutto un territorio e siamo andati in Lessigna. Ecco, quindi anche questo, quello che noi facciamo da 15 anni, perché il prossimo è il 15° anno, è proprio di trovare le tradizioni e trovare i luoghi caratteristici di ogni cultura. Ecco, quindi è stato un lavoro difficile, lungo, impegnativo, che però ha portato tanta soddisfazione. Ovviamente per un quartiere come Parè, per una città come Conegliano, arrivare al centro della cristianità non è cosa da tutti i giorni, quindi io devo ringraziare innanzitutto il Santo Padre e tutti gli uffici tecnici vaticani che hanno accolto il progetto, perché non è stato proprio così semplice, perché c'erano anche altre nazioni che erano in concorso per la realizzazione, e dopo devo ringraziare soprattutto tutto il gruppo. L'equipe che lavora a questo presepio è una quindicina di persone, tra giovani, adulti, pensionati, che si sono dedicati a questo progetto importante, e devo dire che senza di loro tutto questo non poteva accadere. E sicuramente invitiamo anche noi a vedere questo presepio, a vedere le fotografie del presepio presentato a Santo Padre. Noi della Via dei Presepi abbiamo concluso per oggi, vi diamo appuntamento per le ultime puntate che andranno in onda prossimamente su questi teleschermi. Federico, io vi diamo gli auguri di buone feste, perché sono finite, ma sappiamo che ancora un weekend ci attende e sarà ricco di soddisfazione e di doni. Federico, che dire, diamo un saluto e un augurio. Beh, un augurio di buone feste, anche se sono a conclusione, e io vi rinnovo l'invito di venire, siamo aperti fino al 2 di febbraio e vi do appuntamento specialmente al prossimo anno, perché c'è una grande rivoluzione in corso. E sicuramente ci saremo anche noi, Federico. Grazie mille ancora, buona Epifania, e noi ci vediamo domani. A cup of kindness yet for all lang syne.